Attimi di terrore ieri sera a Vicenza, quando gli agenti della polizia sono intervenuti su richiesta di un residente che segnalava un uomo che stava urlando e minacciava di morte chiunque gli si avvicinasse. A segnalare il fatto alla polizia il vicino di casa, che sosteneva che l'uomo, probabilmente sotto l'effetto di droga, non era nuovo a gesti del genere e ha raccontato che poco prima aveva colpito più volte le porte d'ingresso delle varie abitazioni e che nei mesi precedenti lo aveva minacciato di morte con un fucile che deteneva in casa. È stato un episodio particolarmente grave che ha fatto mettere in pericolo sia i vicini di casa che gli agenti che sono intervenuti. Anche in questo caso, grazie alla pronta segnalazione delle persone, degli abitanti di questo condominio, è stato possibile far intervenire immediatamente le pattuglie della polizia ed evitare che una situazione di criticità potesse poi degenerare in una vera e propria tragedia. Gli agenti, con una paziente opera di persuasione, sono riusciti in un primo momento a placare il 42enne italiano con precedenti, che ha accettato di farli entrare in casa per poi aggredirli. Dopo averlo immobilizzato, i poliziotti hanno trovato una carabina ad aria compressa e un coltello con una lama seghettata lunga 30 centimetri, entrambi appoggiati sul divano. In considerazione del forte stato di alterazione psicofisica in cui il 42enne si trovava, sono stati fatti intervenire i sanitari del SUAM 118, che lo hanno sedato per poi portarlo in ospedale. La polizia ha quindi sequestrato le armi e denunciato l'uomo per minacce aggravate e resistenza pubblico ufficiale.